Già da un anno sindaco, cosa vuol dire affrontare l'amministrazione comunale di un comune forse non tanto grande ma comunque complesso? Beh, significa sicuramente mettersi in gioco perché le cose da affrontare, i problemi sono tanti per appunto un comune piccolo come per un comune grande. Bisogna riuscire a entrare il prima possibile all'interno del funzionamento della macchina amministrativa per riuscire a capire e a decifrare per risolvere i vari problemi che un amministratore si trova davanti. Dopo un anno da sindaco, può essere ancora utile una giornata dedicata alla formazione? Ma sicuramente sì, perché le cose da imparare sono tante, la normativa è sempre in aggiornamento e quindi è importantissimo per un amministratore tenersi sempre aggiornato. Io a distanza di un anno non ritengo sicuramente di aver imparato, diciamo, le cose necessarie, le cose da imparare sono sempre tante, quindi mi do sempre da fare ancora adesso a distanza di un anno per imparare tutte quelle che sono le nozioni che deve avere un amministratore. Quali sono gli argomenti che vorresti affrontare per primi? Beh, sicuramente gli argomenti riguardanti il bilancio, perché il comune per funzionare bene ha bisogno di risorse e per riuscire a reperire, a districarsi all'interno di questa giungla che è il bilancio e tutti i vincoli che ha un bilancio comunale, è fondamentale per un amministratore sapere quali sono le regole del gioco per imparare, diciamo così, a governare le risorse che può avere a disposizione un comune. Ritieni che ANCI Veneto dia risposte soddisfacenti in questo senso? Beh, sicuramente sì, ho già partecipato anche ad altri incontri di ANCI Veneto, ho avuto anche un incontro con il presidente in cui mi sono state illustrate tutte i servizi offerti da ANCI Veneto e questi corsi qua sono utili per me, sono stati utili per riuscire ad aggiornarmi per quanto riguarda le normative che ci sono. Perfetto.